Importante è che il Veneto ha un patrimonio culturale e ambientale di grande rilevanza e probabilmente questo eccesso di aspetti rilevanti ha portato magari a sottovalutarli, quindi oggi nasce questo comitato promotore e ne sono orgogliosa di presiederlo, che chiaramente attiverà poi quella che sarà la vera e propria Commissione Veneto UNESCO. Il patrimonio del Veneto è molto molto importante e significativo, riguarda oltretutto la parte diciamo più importante dell'Italia culturale che nasce proprio al nord con la Repubblica di Venezia, ma abbiamo anche siti importanti di tipo ambientale, quindi abbiamo i fiumi, abbiamo l'ambiente, i vari delta del Po e di altre località, inoltre abbiamo il Giotto, abbiamo importanti siti che fino ad oggi non sono stati valorizzati. Chiaramente l'UNESCO non è solo un riconoscimento, ma è anche una proposta di mettere nuovamente la cultura nella sua centralità, assieme alle istituzioni e ai personaggi che hanno deciso di aderire a questa proposta, dove c'è il grande mondo imprenditoriale, il mondo economico e quello culturale. Quindi per il Veneto nasce una nuova strada, una nuova opportunità che dovrebbe portarlo nuovamente alla ribalta o comunque confermare la sua eccellenza nel mondo.